Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, una nuova live di Reni Retro. Benvenuti a tutti. Oggi dovremmo fare lo sfogliamo insieme di un'altra rivista iconica che riprende appunto una rivista degli anni 80 e 90 ed è stata riproposta ai giorni nostri. Allora, prima però di questo, innanzitutto buongiorno, benvenuti, ore 11:34 di questo giovedì 17 ottobre 2024. Quindi salve a tutti e benvenuti. Oltre a lo sfogliamo insieme, dobbiamo anche fare un unboxing che poco ha a che vedere con retro computing e retro gaming, però dovendo fare una live ed avendo preso un'oretta fa questo pacco acquistato da Amazon, allora ho detto vabbè, facciamo anche un unboxing di Reni J all'interno di Reni Retro, perché no? E allora, siccome ci vuole molto poco tempo a fare questo unboxing, allora ho detto dedichiamo i primi 10 minuti della live a questo unboxing. Allora, innanzitutto devo dire una cosa: questo è il pacco che mi è arrivato da Amazon. Normalmente io sono abituato a ricevere da Amazon le custodie come quella, ma dentro ha dei pacchi anche più grandi, quindi diciamo che Amazon mi ha abituato ad avere un pacco grande con dentro questa scatola qui e poi all'interno quello che io ho comprato. Invece in questo caso mi è arrivato proprio questa bustina così, arrangiata, il che anche molto fragile, devo dire. Comunque, andiamo a vedere quello che contiene, tanto ci vuole veramente un attimo ad aprire questa busta. Ok, allora non si fa fatica a capire di cosa si tratta, in quanto io l'unboxing con voi, noi sia io che mia moglie compriamo tante altre cose su Amazon. Andate anzi sul mio sito classe74.it e andate a vedere se lì c'è qualcosa che vi interessa. Però quello con cui faccio l'unboxing insieme a voi, diciamo, sono sempre le stesse cose. E infatti qui dentro c'è un vinile. Tra l'altro un vinile che non è neanche costato poco per il fatto che è un singolo vinile. Però, datosi che è un'edizione a tiratura limitata numerata, allora ho detto vabbè, spendiamoci qualche euro in più, anche perché questo è l'ultimo album di Marco Masini. Voi sapete, io sono un grande fan di Marco Masini, 10 Amori, tra l'altro presentato in vinile bianco, edizione limitata e numerata, e andiamo a vedere che viene numerata addirittura col pennarello, e questa è la copia numero 322 di 1000. Scusate che devo accendere pure quest'altra luce, perché visto che poi dobbiamo usarla la videocamera per mettere a fuoco, deve prendere luce. Vedete? Edizione limitata numerata 0322 di 1000. Ok? Quindi questo è 10 Amori, e appunto al lato A è un singolo vinile, non è un doppio vinile come siamo abituati. Salve Michele, benvenuto a Michele in questa live. Si è connesso da YouTube. Io ricordo sempre che siamo in live su Twitch, su YouTube e su Facebook. Allora, questo è Marco Masini, 10 Amori. Adesso vado a leggervi quelli che sono i brani contenuti in questo album. Ripeto, singolo vinile. C'è il prologo, 10 Amori, poi la seconda canzone è Allora... non ho diviso il lato A. Sì, il lato B sta di qua. Vabbè, no, è strano perché manca il numero 1, fa 0. Forse questo è un 1.
è un 1 negativo, sembravano 0. Vabbè, un 1 negativo, 10 amori prologo. Ok, 2 allora ciao, 3 un posto piccolo, 4 non è una scelta, 5 dovevamo essere noi e 6 parlare al futuro. Lato B, ma per te sì, leggero, qualcuno mi ha detto di te, splendido, 2 fidanzati degli anni 30, 10 amori, diciamo l'epilogo. Ok? Guardate che è un... Io ancora ho sentito pare una o due canzoni di quest'album, tra l'altro per radio mi sembra che l'hanno mandate, e le altre le devo ancora ascoltare. Però io mi fido ciecamente perché è un artista che mi tiene compagnia oramai dagli anni 90, ho tutti i suoi vinili e quindi completo la collezione. Quando uno comincia ad avere tutti i vinili di un artista, poi pure quando escono quelli nuovi è necessario poi acquistarli. Quindi lo mettiamo qua, magari ecco se trovo un sistema per tenerlo così lo facciamo vedere, sicuramente lo trovo io un sistema, un sistema io lo trovo. Vediamo se si legge così. Sì, diciamo di sì. Ok? E così l'ho messo. Allora, pronti? Allora, già abbiamo fatto lo sfogliamo insieme di questo. Zap. Questo è il numero 10 95 2023. Se volete vedere lo sfogliamo insieme di questo numero lo trovate sul mio canale YouTube, andate a cercarlo. E adesso apriamo un'altra bustina e apriamo questa. Questa è, vabbè, questa è di carta. Va bene, apriamo questa e vediamo che cosa c'esce, via, se è il numero 11 o il numero 12. Allora, andiamo, il numero 11. Manco a farla apposta. Guardate che bella questa rivista. Questa è sempre edita dagli Irons di Vigevano. Vediamo se riesco a mettere a fuoco, Associazione Irons di Vigevano. Ma la copertina già merita lei. Guardate che splendida copertina, guardate. La copertina è uno spettacolo, guardate. Spero che poi in live si veda la qualità di questa copertina, perché c'è una qualità eccezionale. E poi la quarta di copertina ci hanno abituato un po'. Sono un po' tutte molto simili le quarte di copertina, Ok? Allora andiamo a vedere. Qui c'è il sommario subito. Partiamo alla grande. Sommario e Gaming News. Gaming News. Vedete? Poi c'è l'editoriale, ovviamente, Paolo Besser, sempre firmato dal grande Paolo Besser. Io devo rinnovare l'abbonamento e comprare il numero 13. Ci ho avuto un sacco di problemi durante quest'anno e quindi mi è scaduto l'abbonamento, poi lo rinnovo, tanto compro il numero 13 a prezzo pieno e poi rifaccio l'abbonamento. Serafima, ma la qualità di stampa, la bellezza dell'impaginazione che ricorda ancora quegli anni, gli anni 80-90, in cui noi sfogliavamo The Game Machine e Zap, chi aveva il Commodore 64, Spectrum, eccetera, comprava questa rivista, chi aveva Amiga e tutti gli altri, diciamo, tutte le altre console che sono a 16 bit, poi vennero anche a 32, comprava The Game Machine, ok? Quindi vediamo qua, ovviamente vedete Serafima e per Spectrum sta scritto qui sopra, quindi Commodore 64, Spectrum, NES, Super NES, vedete tutti i disegni degli autori con le relative note, proprio come era nella rivista originale degli anni 80 e 90. Vedete, erano disegnate in bianco e nero, in delle posizioni un po', diciamo, vedete, diciamo questo fa viva, insomma, quell'altro fa ok, insomma,
ricorda molto molto quella che era la rivista originale. Ok, io adesso questo penso sia un gioco nuovo perché è in test, gioco caldo, Serafima per Spectrum. Tra l'altro è gratis, euro 000, quindi... Allora, questo ha preso globale 94%. Io vi invito a comprarle queste riviste. Questa mia rubrica, chiamiamola così, serve solo per farvi vedere l'interno, com'è la leggibilità, che immagini ci sono, di che cosa parla la rivista, ma poi se volete andare ad approfondire, io vi consiglio di acquistarle queste riviste. Phoenix Corrutta, questo è per MSX, globale 87%, sempre un gioco nuovo, pure questo è gratis, ok, euro 000. Electronic Dreams, gioco caldo per Sega Master System, ha preso 93%, Electronic Dreams, 93%. Allora, qui si passa su Amiga c'è Free Shot Proxima 3, preso 91%, gioco caldo per Amiga. Vedete? Gioco caldo per Amiga, Commodore Amiga. Oh, Level Up, molto più che un museo. Vedete? Qui continuano ad aprire dei musei dedicati al retro computing e retro gaming, anche perché il retro gaming forse ha preso di più del retro computing. Infatti si vendono molto più cabinati e diciamo console con dentro centinaia di migliaia di giochi, tutti presi dalla scena videoludica di quegli anni, degli anni 80, 90, primissimi anni 2000, e molto di più ha preso il retro gaming rispetto al retro computing. Sono pochissimi quelli che vanno in cerca, che ne so, dei 486, dei 386, e chi va in cerca di un'Amiga o di un Commodore 64 lo fa prevalentemente per i giochi, ok? Per giocare non su un'emulazione ma su una macchina reale, ok? Quindi, e questo è il Level Up, molto più che un museo. Vi ho detto già che io vorrei mettere tutto bello ordinato il mio materiale, che poi andrebbe tutto revisionato, ma almeno a quel punto, avendolo ordinato, è più facile andarlo a prendere. Ok, l'impresa del retro gaming, vedete? E qui si parla appunto di retro gaming, retro bits. Oh, Cauldron 2. Cauldron 2 ha preso 85% su Commodore Plus 4. Come vedete escono ancora i giochi anche su diciamo C16 Plus 4, oltre che 64 Amiga, MSX. Oh, e qui torniamo ai nuovi racconti di Mago Merlino, The Secret of Monkey Island, Commodore 64, sì, Soul Crystal, Commodore 64. Allora, pagella 90%, avventure per tutti, c'è The Secret of Monkey Island e Soul Crystal. Vi faccio vedere perché sennò... Oh, poi tra l'altro Mago Merlino, questa immagine è qualcosa di spettacolare, tanto di cappello perché è fatta veramente bene, molto molto bella. Allora, poi MSX e C64 c'è Last Escape per allora 56% e The Ghosts of Blackwood Manor. Questi sono in questa pagina qua, E qua abbiamo Briley Witch Chronicles 2. E questo sarà la prima, sempre per Commodore 64. Guardate che il Commodore 64 all'epoca ha fatto scalpore come computer e ancora oggi viene utilizzato. Vedete, ha preso 93% questo, diciamo, gioco.
Guardate, bello, bello, l'impaginazione è bella, la carta molto, molto bella come sempre. Questa rivista costicchia un po', ma il prezzo è dovuto anche all'ottima qualità della carta, eh. Oh, qua c'è Tiny Magic per MSX, preso 92%, Tiny Magic, ok? Se volete andare ovviamente a sapere quello che c'è scritto, andate ad acquistare la rivista. Ok, gioco caldo per Amiga, questo per Amiga, Rogue Declan. Questo costa 23, tra 23 e 38 euro su memoria fisica, 4,99 euro, quindi 5 euro la copia digitale in download. C'è il 90% come voto, e questo è il test gioco caldo di Rogue Declan. Ovviamente qui ci sono tutti i modi per andare ad acquistare o a scaricare i giochi, ok? Quindi trovate tutte le informazioni. Qui si parla ancora di Amiga, c'è Frogger 500, 94% ha preso come voto, poi c'è Bugman 500, ha preso 68% come voto globale, e di qua si parla di Karate Champ, un vecchio gioco sempre per Amiga, 84%. Vedete? Uno spettacolo questa rivista, uno spettacolo. Allora, qui si parla di Spectrum e di C64, Pac-Man Arcade 91%, Burger Time 78%. Burger Time è, stiamo parlando di questa pagina, Oh, Pac-Man la versione arcade è qualcosa di spettacolare, ma pure Burger Time, quello che tu passavi sopra i panini per comporre poi diciamo, il panino completo, era qualcosa di spettacolare in sala giochi, e questo hanno fatto, diciamo, il porting proprio della versione arcade. Ok? Oh, qui per Commodore 64 c'è Lancia Spriglia che ha preso 74%, e c'è nominata anche la versione per il Commodore Plus 4, ok? Commodore Plus 4 e Commodore 64. Per il Plus 4 ha preso 70%, per il Commodore 64 4 punti in più, 74%. Parliamo adesso di Spectrum con Aoken. Aoken ha preso 83% sullo Spectrum. Per C64 parliamo di Devolution, 78%. Vedete? Oh. Alla grande, questa rivista si merita il prezzo che costa, devo dire la verità. Oh, a tutto MXX Dev, e questo sarà dedicato a un articolo. Un altro anno si è concluso, e con esso XDev 23, 19esima edizione del contest, che dal 2003 fa fumare il cervello agli sviluppatori MSX di tutto il mondo. Vediamo com'è andata. Allora, praticamente questa è una kermesse, diciamo così, un qualcosa dedicato totalmente all'MSX e agli sviluppatori che fanno giochi demo e chi più ne ha più ne metta, cioè che sviluppano ancora su MSX, cioè per MSX. Ok, andiamo avanti, sempre l'MSX Dev, vedete? Sempre pienissima di immagini e spiegazioni, ok? Quindi sempre molto molto valida questa rivista. Oh, Laserscape per C64 ha preso 84%, Rallycross per Amiga 71%. Ovviamente qui nei riquadri ci sono dettagliate tutte le voci che possono essere la presentazione, la grafica, il sonoro, l'appetibilità e la longevità. Io vi dico il globale. Poi se volete sapere le singole votazioni eccetera, acquistatela questa rivista. Ok? Sosteniamo questi bravi ragazzi che riescono a mettere insieme ancora una rivista nel 2024, scusate. Terris Recorded hanno fatto un recoding
del Tetris per C64 e ha preso 92%. Hanno un po' rivisto anche un po' la grafica, mi sembra. Bello, quindi Tetris Recoded per C64, ovviamente versione gratuita. E di qua c'è sempre per l'Atari Time Wizard 92% per Atari gioco caldo. Anche Tetris Recoded gioco caldo per C64. Tetris Recoded. Ok, Time Wizard. E andiamo avanti. Oh, per il Nintendo Entertainment System, il NES, abbiamo The Meeting globale 82%, mentre per lo Spectrum abbiamo The Bark globale 80%. Quindi vedete, quasi ogni pagina è dedicata a una cosa diversa, tranne quegli inserti speciali, diciamo, quando si parla di qualcosa di più importante. E quindi è proprio piena di argomenti questa rivista. Quindi abbiamo visto The Meeting per NES e The Bark per Spectrum. Andiamo avanti. Qui si parla sempre di Spectrum, JetSbot 69% e Isa Brave 58%, tutti e due, entrambi per lo Spectrum. Ok, andiamo avanti. Per Amiga c'è la Bayes del Morse, questo sarà sicuramente francese, non lo so, non lo so pronunciare, comunque 89%, non è male questo gioco, è gratis, serve l'Amiga con 1 megabyte a bordo. E qui c'è il Time Sleep 79% per C64, quindi abbiamo una pagina dedicata ad Amiga e una al C64. Guardate, sfogliando queste riviste è inevitabile che io faccia un salto nel passato. Allora, C64 Amiga Plus 4 Santas Workout 3 Silent Night 79%, Into the Eagle Nest Deluxe gioco caldo 90%, Commodore Plus 4 questo sotto, e sopra C64 d'Amiga, quindi Santas Workout 3 Silent Night è per Commodore 64 e Amiga 79%, e poi c'è Zauberball 23 gioco caldo per Atari 91%, e vi faccio vedere di cosa sto parlando. Ok, andiamo avanti. Spectrum e C64 Chromanoids, questo è per Spectrum 74%, Tower of Evil, questo è per C64 61%, e poi c'è Super Monza GP2 per Commodore VIC-20. Commodore, guardate come hanno disegnato, cioè sul VIC-20 la grafica era complicatissima da fare, a parte che c'era una risoluzione, saranno stati 2 pixel, 90% infatti gli hanno dato, perché secondo me hanno fatto veramente un miracolo. Allora guardate, così vi faccio vedere questa pagina e poi vi voglio far vedere in dettaglio questa immagine di questo gioco su Commodore VIC-20. Cioè questo è un miracolo sul VIC-20, immagino che ci voglia l'espansione, Commodore VIC-20 32K addirittura, ammazza, oh, è ovvio. Commodore VIC-20 no, mi sa che 32K è la grandezza del gioco, potrebbe essere. Comunque qui dice VIC-20 32K. Ah no, non beh, è la memoria che richiede. Quindi serve l'espansione di memoria, neanche da 16K ma da 32. Quindi l'ultima proprio che uscì prima che poi il VIC-20 venne dismesso.
mi pare che era il massimo proprio 32k su Bic 20, perché 32 più 3 ce n'aveva, arrivi a 35. Io avevo 3k, 8k e 16k, una cosa del genere di espansione, a 32 non ci arrivava. Mi sa che all'epoca poi manco c'era comunque. Allora, andiamo avanti. Amiga e C64 Laser World, in questo caso per Amiga con 1 MB, 65%. Lunar City per Commodore 64, anch'esso 65%. A quest'altra pagina c'è Alloy Box per Amstrad, 80%. Anche l'Amstrad se ne uscì con i suoi, diciamo, computer. Io ce l'ho diversi, l'Amstrad CPC 464, quindi vedete, e anche l'Amstrad se ne uscì appunto con il suo computer 8 bit, però ovviamente non poteva tenere testa a quel colosso che era all'epoca la Commodore, con i suoi Commodore 64 e con i suoi Amiga, ok? Non ci scordiamo che sì, anche l'uscita del Plus 4, C16 hanno tentato di raggiungere il C128, di raggiungere il C64, non ci sono mai riusciti, anche perché secondo me il C64 è nato nel momento giusto, nel periodo storico giusto per avere successo. Molti lo vedevano come un regalo di Natale quando uscì, come un giocattolo, e quindi molte famiglie lo comprarono, magari i nonni, per i nipoti piccoli, come regalo di Natale. Diciamo, sì, costava parecchi soldi, perché mi pare che costava 299.000 lire all'epoca, che erano un'enormità, però magari mettendosi insieme con i genitori e si comprava questo Commodore 64 che, a detta della pubblicità, doveva fare di tutto, e infatti ha tenuto testa diciamo, al passare degli anni. Ok, qui hardware X7 Plus per Nintendo Switch. Qua si parla io ce l'ho dell'ala Nintendo Switch, mai usata, nuova, sta là, chissà se funziona ancora. Hardware ZX Spectrum Next, bella, piena di argomenti questa rivista, veramente mi piace. Attic Attack Remake, questo è un test per ZX Next, Spectrum ZX Next, presentato nelle due pagine precedenti. Si fa vedere anche un po' di software. E qua vediamo gioco caldo 92%, il seguito di un altro gioco che venne realizzato, molto bello, dedicato a due attori che hanno fatto la storia del cinema italiano, un po' come Franco e Ciccio, diciamo un po' come diverse altre coppie del cinema italiano, però loro sono veramente indimenticabili. Hanno fatto tantissimi film, oltre ai western, Trinità, continuavano a chiamarlo Trinità, eccetera. Io mi sto riferendo a Bud Spencer e Terence Hill, una coppia d'oro che con Io sto con gli ippopotami, Pari e dispari, Altrimenti ci arrabbiamo, chi più ne ha più ne metta, sono tantissimi diciamo, i film che hanno fatto insieme e che hanno avuto un successo planetario, tant'è vero che loro sono conosciuti anche all'estero, fuori dall'Italia, fuori dal nostro, diciamo, dal nostro stato, e diciamo, hanno riscosso un grandissimo successo. Ci sono anche dei musei dedicati a questa coppia, visto che adesso Bud non c'è più da qualche anno. Tra l'altro era uno, per me rimane sempre, perché i suoi film sono immortali, stanno lì, quando li volete vedere li cercate, ci sono. Rimane uno dei miei artisti, dei miei attori preferiti, veramente Bud Spencer è uno che si affeziona. Ci sono tanti altri attori, per carità, però veramente sono particolarmente affezionato a Bud Spencer. Questo è un gioco che è il seguito di Slap and Beans, che fu l'uno che uscì più di qualche anno fa. Anche questo è uscito parecchio tempo fa, però è molto bello questo gioco. Costa circa 19 euro in download digitale.
ed è molto molto bello veramente. Guarda, questo tra l'altro ci sono tutte le musichette e diciamo le ambientazioni sono prese veramente dai film, sono spezzoni di film che voi dovrete interpretare Bud Spencer o Terence Hill all'interno di queste scene. Molto molto bello. Slap and Beans, veramente fortemente consigliato. Ovviamente ci sono ancora tornei dedicati a un gioco di calcio che ha fatto la storia, che è Sensible Soccer. Sensible Soccer 2024 è uscito e qui ne parlano, vedete su questa pagina qui, Sensible Soccer 24, ok? Andiamo avanti. MSX GoTo 40. Quindi questi gli espositori, questa è un'altra fiera dedicata interamente all'MSX. Ok, vi levo i riflessi così potete vedere meglio. Ok, qui ci sono tutti gli espositori. Maxim Vlasov, e questa è un'intervista, quindi 2 domande a Maxim Vlasov. Qui c'è tutta una bellissima intervista, e siamo arrivati, mannaggia, alla fine di questa rivista. Ovviamente alla fine è sempre dedicata alla Zapposta, posta@zappmagazine.it, e qui ci sono le vostre letterine, diciamo così, come si diceva negli anni 80, ma non andavo a leggere perché all'epoca erano proprio letterine, in questo caso saranno sicuramente email. Comunque, ed è questo è Zap numero 1196. Sì, un numero 1196, sì, 2024. Numero 1196 2024. Bellissimo, 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 devo dire la verità. Serafima. Abbiamo fatto una live di una mezz'oretta. Io direi che così almeno questi filmati vengono visti di più. Io direi proprio di fermarci qui, in modo che se uno vuole vedere in una mezz'oretta quello che contiene questa rivista, magari prima di acquistarla, possiamo farla vedere. Ok? Abbiamo fatto l'unboxing del disco di Marco Masini, 10 Amori. Ok? Marco Masini, edizione limitata numerata, vinile bianco. Ok? E abbiamo fatto lo sfogliamo insieme di Zap. Ok? Questo è il numero 1196 2024. Allora, in chiusura di live vi ringrazio di essere stati qui con me, vi invito alla prossima live e vi invito anche 2 cosette molto facili, mettete il like al video e se vi va iscrivetevi al canale. E poi se siete persone che acquistano su Amazon, andate sui miei siti, ve li riassumo brevemente. Il principale è classe74.it, su Google scrivete classe74.it, vi si apre il mio sito. Se siete patiti come me di vinili, andate sul mondodelvinile.it e lì troverete già diversi vinili. Se vi piace la musica, andate su renijstore.it, scritto RENYJAYSTORE.it, quindi renijstore.it, per andare ad acquistare un giradischi, un paio di casse, una cuffia, quello che vi serve, un microfono, quello che volete. Ok? Non meno importanti sono i siti dedicati alla galassia lontana lontana, starwarsstore.it, o ai Lego, www.legolando.it. Ok? C'è anche un bellissimo sito che io ho fatto dedicato alle magliette vintage. Se le volete vedere sono su magliettevintage.it. Ok? Detto questo, io vi ringrazio. Sono le ore 12:08, sempre di questo giovedì 17 ottobre 2024, e io vi lascio con la mia
con la mia sigletta. Ok? Grazie mille a tutti e ci vediamo la prossima volta. Grazie. Ciao.